Comincia a muoversi l'autostart e i cavalli vanno a formare lo schieramento della sesta corsa, questo sottoclù per cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, sono 8 dietro l'autostart. Bujumbura, Brando Benal, Billy Idol Jet, Barba Blu, Bertè Jet, Babilonia Baba, in seconda linea Boys Stecca e Bat Ost. Tutti secondo dichiarazioni partenti, a parte Boys Stecca che corre senza ferri anteriori. Favori invece per Boys Stecca, ma è una corsa apertissima. Vediamo le fasi di lancio con tentativo esterno da parte di Bertè Jet di assumere il comando, lo fa in 100 metri superando l'opposizione di Billy Idol Jet, mentre all'esterno rimane Barba Blu. In terza posizione lungo la corda è Brando Benal, 200 iniziali in 14,7 e guida Bertè Jet. All'esterno si presenta Barba Blu, ma Bertè sembra intenzionato a correre al comando, poi dà un nuovo attacco Barba Blu dopo 400 metri in 29,2 si avvantaggia Barba Blu e ottiene strada, e del resto l'ultima sua corsa a Trieste tutta scoperta all'esterno è stata davvero notevole. Ora ha ricevuto strada con spesa comunque, 43,9 i primi 600 e andatura davvero molto sostenuta per questo Barba Blu. In seconda posizione rimane Bertè Jet, all'esterno ha mosso intanto Bujumbura in anticipo su Batost. Nella posizione di retroguardia alla corda invece Boys Stecca che aveva chiuso favorito. Siamo intanto al paletto del chilometro in 1:13,6. Barba Blu continua di lena con un 15 di parziale, ora a metà della penultima dritta mantiene inalterato vantaggio su Bertè Jet, un parziale in 14,4. Viene via ora con decisione Babilonia Baba. Babilonia Baba avanza con estrema decisione al completamento della piegata, raggiunge il sediolo del leader Barba Blu, lo va ad impegnare all'ingresso in retta d'arrivo. Babilonia Baba passa a 100 dalla conclusione, ma c'è lo scatto a centropista di Boys Stecca e Boys Stecca non perdona, vince anche questa. Secondo posto per Batost, mentre al terzo finisce ancora Barba Blu, 1:13,6 ragguaglio conclusivo. Andiamo a rivedere le fasi finali con Babilonia Stecca che cerca di replicare a tutti i tentativi di Boys Stecca, che praticamente Babilonia Baba che cerca di replicare a Boys Stecca che corre praticamente solo 150 metri, ma bastano per vincere con un parziale soltanto. Alessandro Gossadoro fa tris e batte quindi una Babilonia Baba molto molto produttiva comunque, che era risalita in anticipo sull'avversario. Terzo posto per un Barba Blu che si conferma comunque molto molto valido, e al quarto è Brando Benal. Tempo significativo comunque, vedete l'arrivo di Andrea Farolfi con Babilonia Baba. Sembra a questo punto che possa aver ragione di Barba Blu, ma non ha fatto i conti con Boys Stecca che piazza un parziale davvero vertiginoso e sul palo non ce n'è per nessuno. 3 su 3 per Alessandro Gossadoro.